La terra trema ancora. Domenica notte Mirandola è stata nuovamente scossa da una coda del sisma di primavera. Siamo in autunno. Ci sono ancora sfollati. Il centro storico delle città è off limits. Si pensa solo a puntellare. La ricostruzione è di là da venire. La gente, le istituzioni dell'Emilia colpita, però non gettano la spugna. Hanno voglia di ripartire, di produrre, di lavorare, di vivere. La cosa importante è non perdere la vocazione dei territori, quindi una vocazione culturale che passa anche attraverso, diciamo, l'offerta del sistema bibliotecario. Le persone in quest'estate hanno letto meno, insomma, abbiamo avuto delle statistiche, insomma, per i servizi che abbiamo cercato faticosamente di tenere aperti. Abbiamo visto, insomma, questo fenomeno. Noi ci auguriamo, insomma, che questo vostro gesto simbolico ci aiuti a superare questo momento e che la cultura permetta di evitare l'imbarbarimento di questi territori. Per cui si tratta di un gesto importante, si tratta di un gesto che, insomma, noi apprezziamo ovviamente e ringraziamo, insomma, per questo. Lisa è una giovane donna, madre, assessore alla cultura del comune di Cavezzo. Non cita Margherita Jursenar che fa dire al suo Adriano: le biblioteche sono granai pubblici contro un inverno dello spirito che mi pare si annunci. Lei parla di roba spessa, concreta e anche di sentimenti. Le biblioteche sono crollate o inagibili. Allora la provincia di Genova ha deciso di prestare il suo Biblobus ai comuni di Mirandola, Finale, San Felice, Cavezzo e gli altri della Bassa riuniti nel centro bibliotecario che ha sede qui a Medolla, per far ripartire il servizio di lettura e assicurare il prestito librario alle comunità colpite. Le tanto vituperate province, più dei faraonici consigli regionali, dimostrano che quando c'è da sporcarsi le mani ci sono. In modo concreto e determinante, perché rappresentano la rete dei territori, la rete in questo caso delle biblioteche o dei musei o dei castelli, parlo della realtà modenese, la rete anche delle scuole, la rete dei teatri. E in questo momento per noi molto duro, molto tragico, colpito dal sisma, il ruolo di coordinamento della provincia e di supporto a dei comuni che si vedevano i municipi inagibili, con personale da utilizzare per scopi di assoluta emergenza, io credo che il ruolo della provincia sia stato importantissimo a fianco e a sostegno dei comuni e soprattutto anche di un rapporto, di un raccordo importantissimo con la regione. Alla consegna, oltre ai funzionari della provincia, erano presenti la direttrice del CEDOC Elena Manelli, gli assessori alla cultura di Mirandola, Medolla e le bibliotecarie, tutte donne. Un altro bel segnale per una terra che ha subito una ferita non solo fisica. Il terremoto è un evento improvviso, violento, catastrofico in cui ognuno di noi ha perso qualcosa, chi ha perso la casa, chi ha perso il lavoro, ognuno di noi insomma ha perso il mondo che abbiamo conosciuto fino al 19 maggio. Una goccia nel mare, una goccia dal Mar Ligure nella terra emiliana, più che una goccia un seme da cui far germogliare tanto grano, perché è dai tempi dell'imperatore Adriano che le biblioteche sono granai pubblici contro un inverno dello spirito che mi pare si annunci.